Stacco è un progetto di trasporto e accompagnamento sociale gratuito realizzato grazie al contributo della Regione Veneto. Il progetto è realizzato grazie alle associazioni di volontariato del territorio coordinate dai centri di servizi di volontariato. Per richiedere un trasporto a Stacco Venezia è sufficiente chiamare la segreteria al numero 041 30 23 178 oppure compilare il modulo online nel sito www.csvvenezia.it. Una volta ricevuta la richiesta, la segreteria di Stacco contatterà le associazioni del territorio di volontariato che si organizzeranno per trovare un volontario e un mezzo. Entro circa 48 ore dalla richiesta, l'utente riceverà una conferma se è possibile effettuare il trasporto. Con questo progetto non si aiutano solamente le persone che vivono la situazione di disagio, ma anche le loro famiglie, venendo incontro ad esempio ai compiti assistenziali che le stesse sono tenute a portare avanti e quindi ad esempio non devono richiedere permessi di lavoro per poter accompagnare le persone oppure doversi organizzare per stare più ore lontano da casa. Un'altra caratterizzazione del progetto è che non è un semplice trasporto. Durante il viaggio si viene a creare una relazione di empatia e quindi è un percorso anche di aiuto e di accompagnamento e questo naturalmente grazie ai volontari che trasportano queste persone che dobbiamo ringraziare tantissimo per il buon esito della iniziativa. Stacco è considerato uno dei progetti più interessanti della Regione del Veneto. Ho scelto di fare il volontario per pagare un debito. Ho scelto di fare il volontario perché ho provato a mie spese cosa vuol dire avere un disabile in famiglia. Ho trovato doveroso il dover impegnarsi in qualcosa per gli altri, perché i miei sono morti che io ero molto giovane. Per questo per me è sempre stato il principio che mi ha fatto fare questo tipo di lavoro. CAV CSV di Venezia, capofila del progetto all'interno del territorio della città metropolitana, coordina 30 associazioni di volontariato che mettono a disposizione 200 volontari e circa 80 mezzi.